La Nuorese non è andata oltre uno scialbo 1-1 contro il Lanusei, una sfida disputata a porte chiuse per i problemi di sicurezza del Frogheri. Sugli spalti solo una cinquantina di addetti ai lavori. Quanto alla gara, la Nuorese ha preso l'iniziativa, mantenendo a lungo il controllo della partita. Al settimo Cadao ha provato a spaccare in due la gara, ma è stato steso da Floris, che è stato ammonito. La punizione, calciata da Cappai, si è infranta sulla barriera. Cadao, uno dei più attivi, al decimo ci ha provato da fuori aria, ma la palla è finita alta. Un minuto dopo, apertura di esterno di Ranici per Alonzi, il cui cross viene deviato in corner. La gara però non decolla, il possesso palla della Nuorese è sterile. Il Lanusei agisce prevalentemente in contropiede e sfiora l'1-0 al 22esimo con Floris che da 30 metri calcia un pallone a scendere che passa vicino all'incrocio dei pali. Al 33esimo un episodio che potrebbe rappresentare una svolta. Gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Mattia Floris, che atterra per la seconda volta a Cadao. I verdi-azzurri tentano la via della rete al 39esimo con Nuovo, ma Floris para senza difficoltà. I padroni di casa trovano il gol dell'1-0 al 42esimo con Danese su punizione. Il difensore calcia verso la porta, la palla attraversa l'aria e si insacca sul palo opposto ingannando Floris. Nella ripresa ci si aspetta una Nuorese pronta ad archiviare la pratica, invece la Lanusei trova il coraggio di tentare la rimonta. Al settimo su punizione Cocco in becca Figos che di testa spedisce alto un pallone invitante. Il Lanusei trova l'1-1 al 13esimo con Figos sugli sviluppi di una punizione. Masia serve Gutierrez che di testa in becca Figos al centro dell'area che non ha difficoltà a segnare. Il Lanusei non si ferma e sfiora il 2-1 su punizione. Pulina centra la porta, Frasca non trattiene, si sviluppa una mischia ma il portiere si salva, è il 17esimo. La Nuorese risponde con De Jan al 19esimo che spedisce la palla fuori di poco. L'ultima chance per la Nuorese arriva a tempo scaduto con Cappai, ma il tiro è da dimenticare.